sì. A me piace molto la Sicilia. Sì. Se verrò trasferita, passeremo qualche oretta col signor Natale per la preghiera e la lettura della Bibbia. Consumato, sogno sempre più sai. Sono Lucia, io quando era piccolino, facevo un carichetto faceva. Un giorno sbagliai, ho marito, a posto dove non ci mi sacevo. E io potevo tutti ricchi in casa così. Quanto cose cretine che faceva tanto. Tanto facevi cose cretine, ora no. E lei, signora Vitta? Ah, io? Esatto. Vabbè, io non c'è bisogno che vai a messa. Tante che scanosce ci vanno, ogni anno, e sopportano sempre un petto. Poi però, quando ritornano a casa, si comportano male. Chi vicini e chi parenti soprattutto. Mamma mia. Io vado ogni domenica a messa. Prego per quelli che non ci vanno, per quelli che sparlano, e poi mi sento meglio, libera, felice, rilassata. Ecco. Ma perché chi c'è qualche medico da dentro? E tu papà? Io so che non vai mai, me l'ha detto Rita. E c'è tu, Rita non ne ha niente che fare, e parla. Oh, devi stare muta, io a domenica travaglio. Ma grazie, come galante. Lo sentiste, Rita? Ma disse che sono elegante. Sto pantalone è di lino. È di lino, un bel tessuto. Ma non di lino, di me cuscino lino. Come stavo per fare bella figura? Sento, frate, Dimmi, basta. tesoro, dimmi. Ci sto calmo. Senti. Non stai sul puttanuccio? Ma qui io. Parlando di sto fidanzamento. Picchi chisto. Ma sta sopracciando! Attia, sono pure la mia. Forse ho capito io. La signora voleva dire di sbrigarci senza tanteggiarmi. Aveva ciarcemi! Per favore, andiamo e picchiamo un altro. Aspetta amore, prima vorrei darti una cosa.